giornalisti, femmine e mascoli che corrono da mattina a sera, non si fermano per niente, attraversano oceani e mari lontane e combattono senza stancarsi con tanta gente. Spesso vengono insultate e denunziate e ricevono pure legnate, per l'amore di travagliare vengono pure ammazzate. Eppure sono padri e madri di famiglia questi giornalisti, che escono di dentro per guadagnare un pezzo di pane, che rischiano la vita per una miseria di stipendio, che si ammazzoliano tutte le giorni per diffondere cultura e legalità, e che si mettono contro le prepotenti, che le notizie dette vogliono censurare e la libertà di parola vogliono limitare. I giornalisti vanno rispettati, i giornalisti non vanno maltrattati, essi sono la voce della coscienza. Essi sono palumne bianche che portano dall'aria favole e sogni. Essi sono la memoria della nostra mente. Essi sono la storia del mio governo e dell'immortale brava gente, dei giornalisti.